Zelcor presenta Il Demo Gorgone. Lettura di Lo Strano Canale. Musiche di Zero Copyright Free Music. Se ne sconsiglia l'ascolto a un pubblico minorenne o impressionabile. Giuliana sollevò la vecchia fotografia dalle tinte sbiadite come per sovrapporre l'immagine allo sfondo. Nel piccolo rettangolo di carta gualcita era congelata una diversa stagione, con gli alberi di sambuco in fiore e la stradicciuola che si separava dalla carreggiata asfaltata, tuffandosi in quel vaporoso paramento di fronde. Proprio all'imboccatura stava una persona dall'aspetto insolito. Il genere di individuo che ti induce a spostarti sul marciapiede opposto quando lo vedi procedere nella tua direzione. Alto ed estremamente magro, quasi uno scheletro. Gli abiti poveri gli pendevano dalle membra bitorsolute. La logora camicia, dalle maniche arrotolate fino ai gomiti appuntiti, nonché la sottostante canotta, erano una costellazione di macchioline colorate. Dai pantaloncini di jeans tagliati al ginocchio sgusciavano due gambe secche come quelle delle garzette che pattugliavano le risaie attorno a Biancatorre, con caviglie pelose che si tuffavano in malandate ciabatte dalle quali sbucavano dita a spatola. Sull'anca gli pendeva una bisaccia portata d'armacollo che probabilmente custodiva pennelli, tubetti di vernice e altri utensili per dipingere. La testa era coronata da un fitto cespo di capelli ispidi e grigiastri che gli si sollevavano sulla fronte e ricadevano lungo il collo emaciato, ed era da quelle ciocche impazzite che faceva a capolino un volto dagli zigomi sporgenti e dagli occhi sgranati, come quelli di un pazzo. Più che il suo sguardo, Giuliana era disturbata dall'espressione delle labbra, atteggiate in un rictus strano, che poteva essere a metà strada tra l'erompere di un urlo e lo sgorgare di una risata malsana, ammesso che qualcuno potesse ridere e urlare allo stesso tempo. Persino da quel semplice scatto rubato si poteva capire come mai la figura di Gerolamo Tagliaferri avesse generato tante macabre leggende sul suo conto, inducendo la gente a evitarlo e scansarlo, affibbiandogli il sinistro nome d'arte di pittore pazzo della Bassa. Nonostante il trascorrere degli anni, il suo nome era pronunciato solo da pochi e a tono di voce sussurrato, come si fa con le cose che portano mala sorte o fanno paura. Di sicuro l'impronta che aveva lasciato in quelle zone era ben lungi dall'essersi affievolita. Giuliana abbassò il braccio, trovandosi di fronte la stessa stradicciuola sterrata che si scorgeva nella foto, presso la quale, in un imprecisato giorno d'estate a cavallo tra gli anni 60 e 70, Gerolamo era stato immortalato da qualche curioso attratto dalla sua oscura fama. La ragazza aveva scovato quel reperto in un mercatino dell'usato di Voghera, insieme ad altri cimeli di scarsissimo valore. Probabilmente non se la sarebbe aggiudicata per il prezzo irrisorio che aveva sborsato, se il proprietario avesse saputo l'identità dell'uomo lì ritratto. Le foto di Gerolamo erano molto rare e certi appassionati di storia dell'arte contemporanea sarebbero arrivati a scucire una follia per aggiudicarsene una, ma per il momento non desiderava privarsene. Un barlume di soddisfatta eccitazione le scaldò il petto, sensazione quanto mai gradita considerando la gelida morsa che intrappolava quel giorno di marzo. La sua ricerca dell'arte inedita di Tagliaferri aveva rischiato di arenarsi più volte a causa dell'omertà dei biancatorresi. La maggior parte di loro si era chiusa a riccio in un ostinato silenzio, ignorando le sue domande, quasi lei si esprimesse in lingua straniera, mentre i pochi che avevano avuto la bontà di rivolgerle la parola l'avevano fatto solo per consigliarle di cambiare oggetto di studio. C'erano così tante meraviglie naturali e architettoniche nella Bassa. Perché una ragazza bella e sveglia come lei non si occupava di quelle, anziché perdere tempo dietro agli scarabocchi di un folle? Anziché scoraggiarla, quell'atteggiamento misterioso aveva alimentato la sua sete di scoperta. Prima di partire da Voghera aveva radunato tutto il possibile riguardo al pittore pazzo, giungendo alla conclusione che scindere i fatti dalle dicerie era quasi impossibile.
Pareva che qualunque altro studioso prima di lei si fosse scontrato con lo stesso muro di silenzio, il che rendeva le informazioni su Tagliaferri lacunose, discordanti e frammentarie. Molto giovane, l'artista si era invischiato con alcuni figuri di dubbia fama arrivati dalla Toscana, rimanendo coinvolto in un incidente mai del tutto chiarito che aveva culminato con la distruzione di una chiesa e con un conseguente internamento nel manicomio di Pavia, dove era rimasto per i successivi 3 anni. Ma il periodo più oscuro della sua vita, quello dove persino il più abile giornalista si arenava in un pantano di chiacchiere e leggende, era quello che andava dalla sua dimissione dall'ospedale psichiatrico fino al 1973, anno della sua scomparsa. In quel lasso di tempo Gerolamo aveva prodotto la maggioranza del suo vasto e vario repertorio di incredibili opere d'arte. Purtroppo molte di queste erano andate smarrite o deliberatamente distrutte durante una lunga ma volenterosa epurazione da parte degli abitanti di Biancatorre. Persino i dipinti finiti in mano a privati collezionisti a lungo andare avevano subito sorti ingloriose. Venivano perduti, rivenduti all'estero o diventavano l'asse di rotazione di vicende in bilico tra la realtà e un racconto di Stephen King. Niente avrebbe reso Giuliana più felice di poter visitare il casolare abbandonato che negli ultimi anni della sua travagliata esistenza Gerolamo Tagliaferri aveva eletto a suo atelier e che nel tempo si era evoluto nel centro nevralgico di tutta una serie di oscuri, macabri fenomeni. Purtroppo il casolare era stato circondato da un'alta recinzione sormontata da volute di filo spinato, con minacciosi cartelli che intimavano di pericoli e di sanzioni chiunque lo valicasse. Come se quel presidio militare non fosse abbastanza, Giuliana aveva scoperto che un gruppo di paesani volontari si radunavano nei pressi giorno e notte, dandosi il cambio per dissuadere i curiosi che volevano ficcanasare. Lei stessa, malgrado le suppliche e l'offerta di denaro, si era vista respingere. A quanto pareva, il motivo era da ricercarsi in un fatto di cronaca avvenuto nel 2019. Un camionista di nome Roberto Davoli, localmente noto come Diavolo per via del proprio caratteraccio, facendosi beffe degli avvertimenti ricevuti, aveva avuto l'ardire di penetrare all'interno del rudere, che a quell'epoca non era ancora così ben guarnito. La sua Harley Davidson e il suo cellulare erano stati rinvenuti presso l'edificio dai carabinieri, ma dell'uomo non si seppe più nulla e attualmente figurava tra le persone scomparse. Si erano avanzate molte ipotesi, dal regolamento di conti di bande di Hells Angels al traffico di droga, persino il malaugurato incontro con qualche sbandato vagante, ma niente che ponesse una vera parola fine al fatto. A giudicare dalla reazione degli abitanti di Biancatorre, almeno per loro non c'erano dubbi. Davoli era andato a rimpolpare la lunga lista di quelli che si erano trovati a tu per tu con l'arte perversa del pittore pazzo della Bassa, vittima di una mortale sindrome di Stendhal. Giuliana non aveva gettato la spugna. La sua determinazione saliva di grado a ogni ostacolo che le si parava di fronte. Sapeva per certo che Gerolamo aveva lasciato tracce di sé un po' ovunque dopo essere uscito dal manicomio. Suoi affreschi erano stati rinvenuti sotto alcuni viadotti, dentro casolari abbandonati, sulle pareti di vecchi silos. Di solito avevano avuto vita breve perché i suoi concittadini, una volta scovati, li occultavano sotto strati di vernice, ma Giuliana era persuasa che non potessero averli vandalizzati tutti. Qualcuno doveva pur essere sopravvissuto a quella stupida persecuzione. E forse i suoi sforzi erano appena stati coronati dal successo. Il terreno ghiaioso e lievemente in salita suonava vuoto quando gli scarponcini di Giuliana lo calpestavano mentre si allontanava dalla statale, percorrendo il sentiero sterrato che si addentrava tra gli alberi e che conduceva alla vecchia pieve sconsacrata di San Luca. Il fiato le sbuffava fuori dalle labbra screpolate in ansiose nuvolette, ma era l'eccitazione, non la fatica, ad accelerarle il respiro.
Il desiderio di posare lo sguardo su un lavoro del grande Tagliaferri le trasformava il corpo in un groviglio di resistenze elettriche sempre più calde. In realtà non aveva alcuna certezza al riguardo, il che speziava la sua aspettativa con una spolverata di ansietà. E se alla fine non avesse trovato niente? O peggio, se avesse scoperto uno di quegli affreschi la cui aura tenebrosa e magnifica l'aveva tanto impressionata quando li aveva ammirati sui libri di storia dell'arte, irrimediabilmente rovinato da secchiate di vernice gettate da quei trogloditi superstiziosi che popolavano Biancatorre? Distolse la mente da quella prospettiva irritante, prestando attenzione a dove metteva i piedi. Il sentiero era appena un'idea, cespugli e alberelli l'avevano colonizzato e il cammino non era per niente semplice. Sollevando i polsi per scostare i rami che si intrecciavano davanti a lei come braccia ossute che le sbarravano la via, Giuliana si aggrappò alla sua piccola ma intensa deduzione. Molti anni prima qualcuno aveva immortalato Gerolamo proprio mentre sbucava da quel percorso, dall'altro capo del quale spargevano i resti di un antico luogo di culto caduto in disuso alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Raramente l'universo è così pigro da creare coincidenze. Un edificio in rovina, appartato e solitario, era quanto di meglio il pittore pazzo avrebbe potuto desiderare per dare un fertile substrato alle psicotiche immagini che gli brulicavano nella mente. Tanto più che, secondo le ricerche di Giuliana, la chiesa non era mai stata meta di studiosi ed esploratori urbani. Non spiccava per peculiarità architettoniche e persino quando vi si erano svolte funzioni regolari non era degna di nota. Veniva citata en passant in alcuni siti, ma a parte qualche foto distratta, sempre in esterno, non aveva attirato che scarsa considerazione. Questo faceva ben sperare, pensò la 26enne mentre si faceva largo tra le fronde nude, i passi che crocchiavano sulle croste di neve ghiacciata rimaste lì dalle ultime nevicate di febbraio. Se quelli di Biancatorre non erano mai entrati lì dentro, forse c'era la possibilità che quella chiesa custodisse davvero un tagliaferri inedito, mai visto prima. Sarebbe stata una rivelazione straordinaria, qualcosa che avrebbe anche potuto renderla celebre. Uno strattone la riportò alla realtà. Chinando lo sguardo, notò che un rovo si era impigliato nella borsa di tela che portava a tracolla. Se ne liberò, procedendo oltre, obbligata a fare la gincana tra arbusti di nocciolo e alberi di noce. Del sentiero non restava nulla, ma non ne aveva più bisogno. Oltre la barriera dei rami poteva vedere la sagoma tozza e scura della pieve sollevarsi verso l'alto. Scostandosi una ciocca di capelli bruni che le era finita sugli occhi, si concesse un momento per contemplare quell'edificio e al contempo riprendere fiato. Nel complesso la chiesa di San Luca non offriva niente di speciale. La vegetazione la soffocava da ogni lato e una grande porzione di mura era inglobata nell'edera, le cui propaggini scalavano il campanile per buona misura, simili ai villosi tentacoli di un mostro di Lovecraft. Sotto quel cielo di nubi lisce e biancastre come l'interno di una conchiglia, la sua forma sgraziata acquistava un che di stregato, ma Giuliana represse quel sentore. Non era lì per fare la ghost hunter, aveva un obiettivo ben preciso e molto concreto. Colmò la breve distanza che la separava dalla facciata martoriata da anni di intemperie, trovandosi di fronte a un enorme portone. Studiandolo per qualche minuto, potei notare che il legno del quale era costituito era in gran parte marcito, ma alcune tavole erano state inchiodate sopra, formando più strati, a testimonianza che, di quando in quando, il comune di Biancatorre doveva aver mandato qualche addetto a sostituire quelle distrutte. Tuttavia non formavano un grande ostacolo. Giuliana si sfilò la borsa e vi frugò all'interno, estraendone un piede di porco. Le foto scattate alla chiesa che aveva trovato sul web le avevano permesso di prepararsi al meglio. Come preventivava, non fu niente di difficile. I chiodi furono facilmente divelti dal legno poroso e dopo una decina di minuti le assi erano ammucchiate a lato del portone. Un fremito d'eccitazione vibrò nelle sue mani come energia elettrica al pensiero che, forse, molto tempo prima, Gerolamo Tagliaferri aveva compiuto le sue medesime azioni
penetrando in quel posto dimenticato e depositandovi una delle sue opere in attesa di qualcuno abbastanza intraprendente da ritrovarla. Quel qualcuno era lei. Nessun lucchetto teneva chiuse le ante e bastò la semplice spinta della mano di Giuliana per spalancarne una. Era preparata allo stridere dei vecchi cardini incrostati, ma non poté impedire alla sua pelle di farsi di carta vetro sotto i pesanti abiti invernali. L'acustica della navata trasformò quel suono metallico in qualcosa di molto simile al lamento di una creatura torturata, scomponendolo in lugubri eco che volteggiarono tutto intorno. Al primo respiro le narici le si intasarono di un penetrante odore di chiuso, un mosaico olfattivo composto da legno marcio, intonaco ammuffito, pietra che fermenta nel buio. Un refolo di vento sgusciò nella chiesa accompagnando la smorta luce del giorno, spargendo sul pavimento una manciata di foglie secche che saltellarono tra le panche collassate. L'interno era molto più oscuro di quanto la ragazza si fosse aspettata. I suoi occhi andarono istintivamente in alto, dove grosse finestre a mezzaluna si aprivano sulle pareti, ma le vetrate a piombo oscurite da anni di lerciume non facevano filtrare che un chiarore misero, troppo debole per stemperare la penombra che allignava in quel luogo abbandonato. Giuliana lasciò che l'anta si richiudesse, stringendo i denti nell'udire ancora il cigolio dei cardini. Le ombre si accostarono a lei come incuriosite e per un breve momento la loro vicinanza indiscreta le fece battere più forte il cuore. Un attimo dopo la torcia del suo iPad le sparpagliava di nuovo, gettando un chiarore asettico sullo sfacelo che regnava in quell'ex luogo di culto. Pur avanzando adagio, il suono prodotto dai suoi passi riecheggiava incredibilmente amplificato, dando l'idea di trovarsi in un posto ben più ampio. Sul soffitto, incastonati in una ghirlanda dorata, San Luca e il suo bue spiavano i movimenti della giovane da un affresco così sbiadito che si faticava a distinguerne gli elementi. Il viso dell'evangelista pareva aver subito una sorta di psoriasi a causa dell'incuria, trasformando la sua espressione in qualcosa di demoniaco, al punto che Giuliana distolse lo sguardo. Altri affreschi e mobili non avevano avuto migliore sorte. Il fonte battesimale giaceva sparso sul pavimento in frammenti di marmo, i candelabri erano stati assediati da croste di ruggine e l'organo all'angolo, più che uno strumento musicale, sembrava un marchingegno di tortura. Sagome di antiche pitture si intravedevano sulle pareti scorticate, scivolando nella pozza di luce proiettata dal tablet che l'esploratrice teneva sollevato davanti a sé. Alle sue spalle il vento premette contro la porta, scostandola di qualche centimetro, fluendo all'interno della navata con un gemito sinistro, facendole saltellare altro fogliame rinsecchito attorno alle caviglie, come tanti topi mummificati. La pelle d'oca le si formò nuovamente, stavolta su tutta la schiena. Ebbe la percezione di una presenza al suo fianco e si voltò con un sussulto. Il fascio di luce assecondò il suo movimento, scivolando sul muro e risaltando un affresco decisamente più vivido e recente degli altri. Il singulto di Giuliana rimbalzò in tutta la chiesa. Il terrore le arrivò dritto al cuore come una pugnalata, una sensazione netta e intensa di pericolo che mise in allarme ogni suo recondito istinto. Per un secondo fu fortemente tentata di dargli ascolto e fuggire, ma la razionalità tornò ad afferrare le redini dell'autocontrollo. Aveva finalmente trovato quel che era venuta a cercare. La maestosità che le torreggiava dinanzi era soverchiante. La potenza di quell'affresco la lasciò senza fiato, in un'apnea di orrore, meraviglia ed estasi. La sentì riversarsi dentro di lei attraverso gli occhi, prepotente come la marea, inarrestabile quanto la luce dell'alba che fora l'orizzonte. In meno di un battito di cuore aveva percorso i suoi neuroni, la ragnatela mistica che formava il suo io più intimo, dove neanche la coscienza aveva accesso, scardinando le porte dell'anima, colmandola con quelle forme sinuose e barocche, quel caos ottenebrante di membra, seni e ali in tensione agonica.
Né gli antichi assiri, né i greci, né gli egizi o qualunque altro popolo sorto in riva al mare, arroccato sui monti o esule nelle steppe, aveva mai raffigurato, in tutti i millenni in cui si compone la storia umana, una così veritiera rappresentazione di un essere cosmico. L'intento era stato provato milioni di volte, nomi illustri avevano torturato il marmo, il legno, la tela e l'arte digitale nel folle tentativo di riuscirvi, fallendo laddove un povero pazzo aveva fatto breccia. Giuliana si accorse delle lacrime solo quando le offuscarono la vista, celando quell'opera al suo sguardo annientato. Un capogiro la fece barcollare e le ginocchia le si piegarono, obbligandola ad appoggiarsi a una panca. Ansimante, con il viso scaldato da una febbre improvvisa, tornò timidamente a sollevare la testa. Venne nuovamente colta da quel turbinio ultraterreno di sensazioni, un oscillare frenetico dal panico più ottenebrante al gaudio più sublime. L'opera non era di eccezionali dimensioni, eppure ai sensi frastornati della ragazza appariva gigantesca, uno srotolarsi infinito di aggiunte che sembravano dilatarsi, storcendo lo spazio. Impossibile capire cosa fosse, che cosa rappresentasse o anche semplicemente da dove partire a guardarla. Era una creatura nata dal rapporto aureo, troppo divina, troppo oltre, troppo in là per essere compresa. Il suo corpo splendido e incubesco si componeva di tutte le possibili alchimie cromatiche del tramonto. Un suppurare di arancione dorato e di rosa scintillante che amoreggiavano con ogni nota sfumatura del porpora, dell'indaco e del violetto. Enormi ali dotate di occhi fulgenti facevano da ricettacolo a un'anatomia plasmata laddove l'universo si piegava su se stesso, cedendo posto alle vaste eternità destinate a non essere appannaggio umano, salvo nel caso di coloro talmente folli da viaggiare guidati dalle loro stesse fantasie deformate. Erano creature simili che festeggiavano e officiavano i loro rituali nei sogni di Gerolamo Tagliaferri. Se così era, e quell'affresco ne era tangibile prova, come aveva fatto quell'artista a non soccombere all'istante, consumandosi nel crogiolo della propria follia? Per ragioni ignote, una reminiscenza risalì dagli scantinati della memoria di Giuliana come un uomo che tenti di guadagnare disperatamente la superficie dopo una lunga apnea. Erano ricordi lontani di quando frequentava il liceo, frammenti di un brano di Boccaccio che aveva dovuto studiare per un esame che aveva dimenticato fino a quel momento. Con grandissima maestà di tenebre, poscia che io ebbi descritto l'albero, quell'antichissimo proavo di tutti i dei gentili, Demo Gorgone, accompagnato da ogni parte di nuvoli et di nebbie, a me, che trascorreva per le viscere della terra, apparve. Demo Gorgone. Quale nome poteva essere più degno, più indovinato? Alla luce artificiale dell'iPad, indegna per un'opera così sacra, l'entità disegnata sul muro della chiesa dava l'impressione di potersene discostare. Un effetto di tridimensionalità percorreva quell'organismo divino, una stilla di vita che ingannava vista e mente, facendo supporre di aver scorto con la coda dell'occhio un tentacolo fremere o un occhio ammiccare. Con le mani che tremavano d'emozione, Giuliana sollevò il tablet, inquadrando l'affresco nello schermo e avviando la ripresa di un video. Non poteva lasciare quel luogo senza una testimonianza di qualche tipo, una prova che tanta incommensurabile perfezione esistesse al di fuori dei sogni dei filosofi e dei grandi geni. Quando l'umanità ne sarebbe stata consapevole, riprendendosi dallo shock, allora le fondamenta stesse del mondo artistico ne sarebbero state distrutte. Il capolavoro che lei per prima stava contemplando avrebbe ridotto le opere di Leonardo da Vinci agli scarabocchi di un bambino ritardato, declassato Michelangelo a reietto, tumulato Giotto in una tomba di sterco, precipitato Artemisia Gentileschi in un'infamia peggiore dello stupro. Si avvide delle linee così di colpo che quasi trasalì. Ecco cosa contribuiva a dare quello stupefacente senso di tridimensionalità, quello strabiliante effetto ottico capace di quel miracolo di prospettiva. Tutto l'affresco era percorso da linee, un intrico sottile che quasi sfuggiva allo sguardo,
un intersecarsi delicato che assecondava le forme e al contempo le faceva risaltare, svincolando l'opera dalla prigionia della bidimensionalità. Incantata, Giuliana si perdeva in quel raffinato dedalo di filigrane. Si rincorrevano, si raggruppavano in spirali, si piegavano in archi ed angoli fantastici per poi fiorire in arabeschi così complicati che la vista si incrociava nel tentativo di seguirne il flusso. Il corpo del demo gorgone era interamente ricamato di quella trama di tatuaggi, un perpetuo ricrearsi di ghirlande, riccioli, ragnatele, pittogrammi e geroglifici. Ed erano colorati, si avvide Giuliana, febbricitante di stupore. Quei millimetrici solchi assorbivano la luce come un prisma, scomponendola in filiformi arcobaleni che pulsavano, percorrendo il disegno di ondate di calore. Era ipnotizzante, come l'andirivieni dell'onda, come le increspature argentate che il vento crea scompigliando i campi di grano. Palpitavano di una vita antica e segreta, formicolavano di un intelletto recondito, inarrivabile per la razza umana. L'energia che vi scintillava produceva una nota ronzante che risuonava dall'eternità, una vibrazione che usò le ossa e i denti di Giuliana come cassa di risonanza, sommergendola in uno stato simile al dormiveglia, del quale quasi non si avvide, così come non si accorse di essere andata più vicino all'affresco, le mani sempre sollevate che reggevano il tablet. Il demogorgone cantava con voce non umana e fondendo assemblamenti di note e accordi impossibili da ricreare, musica tracciata su divini pentagrammi. Così bello, eppure così spaventoso, poiché quasi con sconcerto Giuliana comprese di esserne atterrita, almeno in minima parte. Qualcosa dentro di lei recalcitrava, puntando i piedi, strillando per metterla in guardia, dandole le vertigini come quando si affacciava a un dirupo. Orrore puro martoriava la sua anima con lampi e scudisciate. L'istinto aveva messo i denti e feriva se stesso nel tentativo che quel dolore la ridestasse dal diabolico tranello di quelle forme accattivanti, riemergendo dall'incantesimo gettato dalla voce di quell'angelo perverso. L'affresco si muoveva. Le grinfie viscide del demo gorgone si torcevano in un groviglio disgustoso, premendo dalla parete come da sotto una pellicola trasparente. Giuliana era così vicina da poterne udire i liquidi gorgoglii e il limaccioso strofinare delle membrane. Vedeva i suoi innumerevoli occhi scrutarla e fu presa dal panico all'idea di come dovesse apparire lei alla vista di chi aveva contemplato l'universo autogenerarsi in una deflagrazione di polveri cosmiche. Tentò di ribellarsi, ma era come se tutto il suo corpo fosse imbozzolato in una trama e che uncini evanescenti le avessero agganciato i muscoli, paralizzandola e trascinandola più vicino a quell'essere di orripilante maestosità. Insistette, gemendo alle stilettate di dolore sia fisico che mentale, riuscendo a barcollare indietro, il corpo che tremava vistosamente, il sudore che le sgorgava in rivoletti dalla fronte. Lui la voleva per sé, dentro di sé, in un'orgia che avrebbe potuto prolungarsi fino al consumarsi dell'ultima stella dell'universo e forse ancora oltre. Agghiacciata, la giovane si impegnò maggiormente, sentendo brandelli della propria anima lacerarsi mentre si sottraeva a quella trappola. Con un ultimo violento strappo, la ragazza fu catapultata indietro, cadendo sul duro pavimento. L'impatto le mozzò il fiato, dando un po' di lucidità alla sua mente intorbidita. Il gelo della chiesa le si incollò al viso accaldato. Cuore e polmoni si contraevano in lei con spasmi violenti, facendola sussultare. Un movimento attrasse la sua attenzione, uno strisciare furtivo vicino alla sua caviglia. Chinando lo sguardo notò che dal muro si estrofletteva un lungo tentacolo carnoso di un rivoltante rosa marcio, tutto fremente di piccoli sfiatatoi che eruttavano colate di muco appiccicoso. Strillando, Giuliana si ritrasse un secondo prima che la grinfia le si avvolgesse alla gamba, lasciando una pennellata d'unto sullo strato di polvere che ricopriva il pavimento. Emettendo un acuto miagolio irato, il tentacolo si allungò ancora, elastico e sinuoso, in un secondo tentativo di catturarla,
ma la ragazza era fuori dalla sua portata. Sentiva i muscoli intorbiditi percorsi da pungenti formicolii di dolore. Pur impacciata, strisciò tra le panche, il tablet stretto al petto, gli occhi strabuzzati di paura fissi su quella grinfia che perseverava ad allungarsi nella sua direzione. Mentre si metteva faticosamente in piedi, nella sua testa si accesero stridori, grugniti e conati in una lingua spaventosa, l'idioma ancestrale degli esseri che nuotano negli abissi tra le stelle. Ogni sillaba sfilacciava dolorosamente i suoi pensieri, ingiurandola in modi così ostili, degradanti e infami da farla sentire sudicia e miserabile, riducendola a essere puro nulla concentrato. Il tentacolo la inseguì attraverso la navata, sbuffando e squittendo. Gli orribili stomi che palpitavano su di esso fremevano come le narici di un segugio attratto dall'odore della preda. Scattò in avanti nel momento stesso in cui Giuliana si aggrappava all'anta del portone, tirandola verso di sé e cercando di sgusciarvi attraverso. Per pochi centimetri non le si avvolse al polpaccio. All'esterno la donna si gettava nell'intrico del sottobosco, piangendo disperata, incurante delle sferzate inferte dai rami spogli. Alle sue spalle le oscure invettive del Demogorgone riecheggiavano simili al tuonare di una tempesta biblica. Era riuscita a stento a contenere lo shock, ma una volta a casa la sottile membrana tesa sopra quel tumulto emotivo si lacerò. Per un quarto d'ora Giuliana visse una pura esperienza isterica, un delirante susseguirsi di esplosioni di panico, durante le quali sembrava che la realtà stessa fosse sul punto di sgretolarsi in polvere. Superata la prima fase, riuscì a tornare abbastanza padrona di sé da riempire la vasca di acqua calda, spogliarsi e sedersi dentro. I muscoli le si contraevano ancora in un perpetuo stato di allerta e doveva imporgli di rilassarsi. Dentro il cranio l'eco di quella voce mostruosa continuava a riverberare. Se ne sarebbe mai liberata? L'idea di vivere con quel suono che faceva da sottofondo ai suoi pensieri era talmente orribile da raggelarla, nonostante fosse immersa nell'acqua calda. Chiuse gli occhi. Nel buio sotto le palpebre arsero subito i lugubri arcobaleni che si intersecavano sul corpo del Demogorgone. Prese respiri profondi, concentrandosi su tutt'altro. Il rumore del mare, il colore di un bosco autunnale, lo stormire del vento tra gli alberi, il calore assorbito dal suo corpo, il profumo di bergamotto sparso dal diffusore. La tensione lenta ma graduale prese a scendere. Era tutto passato ormai. Di qualunque cosa fosse stata testimone, e ancora non era certa di averlo compreso né che fosse stato tutto reale, ormai era lontana da lei, trattenuta in quell'orribile chiesa abbandonata. Non avrebbe mai più dovuto posarvi sopra lo sguardo. Si sentiva in colpa per aver pensato tanto male degli abitanti di Biancatorre. Avevano avuto sempre ragione e se li avesse ascoltati si sarebbe risparmiata un vero trauma. Li avrebbe avvertiti, decise con rinnovata forza d'animo. Appena si fosse ripresa, avrebbe subito chiamato il sindaco del paese e spiegato che esisteva un'opera di Gerolamo Tagliaferri nell'ex pieve di San Luca. Avrebbero provveduto loro a fare in modo che nessun altro cadesse vittima del Demogorgone e che le sue infernali litanie non sconvolgessero altre menti. L'acqua stava iniziando a perdere calore. Giuliana si avvolse nell'accappatoio, uscendo dal bagno sfregandosi i capelli umidi con un asciugamano. Le sembrava di essersi svegliata da un sonno durato secoli. Lo sguardo le cadde sull'iPad lasciato sul tavolino del salotto. Con un tuffo al cuore ripensò al video che aveva fatto all'affresco. Un misto di inquietudine e di rabbia le sobbollì nel cuore. Niente di quell'opera mostruosa doveva sopravvivere. A passo rapido raggiunse il tavolo e sollevò il tablet. Lo schermo si accese prima ancora che le sue dita lo sfiorassero e su di esso comparve il Demogorgone, ululando la propria voce arcana e odiosa dagli altoparlanti. Il cervello di Giuliana stava ancora elaborando l'accaduto
quando un carnoso tentacolo superò la barriera che separava la realtà dal file, sgorgando fuori dallo schermo, insinuandosi tra le labbra socchiuse di stupore della ragazza. Giuliana sussultò all'indietro, le ginocchia colpirono il bordo del divano e lei vi cadde sopra, emettendo orribili urli strozzati, le mani avvinghiate alla scivolosa grinfia che le stava scendendo giù per la gola. La sua bocca venne contaminata da un sapore caustico e raccapricciante, così orribile da sentire le gengive raggrinzirsi e la lingua trasformarsi in qualcosa di avvizzito. Le sue papille gustative morirono a una, soverchiate da un sapore che poteva essere apprezzato solo dalla bocca di un demone, una pura fragranza di male. Folle di panico, morse con forza disperata, ma era come addentare un tubo di gomma piuma. I suoi denti non producevano danni. Inarrestabile, la grinfia proseguì la sua discesa nel corpo di Giuliana, occludendole le vie respiratorie. Soffocata, si divincolò selvaggiamente, cercando di stringere i pugni attorno al tentacolo, ma il muco che lo rivestiva rendeva impossibile mantenere una presa salda. Uno sciame nero e viola le offuscò il campo visivo. Il dolore provocato dall'arto del demogorgone nel suo percorso verso i polmoni era lacerante. Nel frattempo, altri viticci carnosi eruttarono dallo schermo in un frenetico groviglio, avviluppando la testa di Giuliana, infilandosi violentemente negli angoli dei suoi occhi, risalendo il setto nasale attraverso le narici dilatate d'orrore, perforando i timpani con i loro rostri. Il corpo della donna sussultava e si contorceva sul divano nella danza delle convulsioni, la faccia mutata in un rilievo bluastro di capillari esplosi, la schiuma alla bocca, le mani che tentavano ancora di strapparsi dal volto quei tentacoli con gesti scordinati e deboli, mentre dal tablet il demogorgone latrava il suo trionfo in una terribile melodia di stelle morte.